Buonasera dal Palasele, giornata numero 29 in Serie A, quinto, si entra nella fase cruciale della regular season, torna quindi al Palasele la Feldi Eboli che ospita il Global World Cup, tutte in contemporanea. Inizia a delinearsi il quadro generale della massima serie, noi andiamo alla lettura delle formazioni con la Feldi Eboli senza Venanzio, Braga e Di Stanio, schiera col numero 3 Dalcin che è il capitano, 7 Caponigro, 8 Lavrendi, 10 Ghi, 11 Calderolli, 12 Ielmi, 15 Ecevarria, 16 Mateus, 20 Tiago Lemos, 22 Filipigno, 70 Giordano, 77 Selusio, a disposizione del tecnico Luciano Antonelli. Risponde il Capurso al completo, lascia fuori Iche e va con il 19 Primavera, 10 Dammacco, 20 Giannattasio, 30 Pedrigno, 8 Garofalo che è il capitano, 88 Grandinetti, 11 Perri, 31 Micoli, 7 Pires, 12 Lamas, 3 Leggero, 1 Lisco, allenatore Francesco Chiaffarato. Il primo arbitro Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lido, il secondo Vincenzo Canistrà della sezione di Catanzaro, il crono diretto da Elio Simone della sezione di Napoli. E quindi stiamo per entrare nella fase calda della regular season, penultima giornata, tutta in contemporanea, si gioca davvero il tutto per tutto in ogni posizione del campionato, eccezione fatta per la CDM che è retrocessa matematicamente. Di fatto quasi tutte le posizioni sono in bilico dal primo posto fino alla zona play-out e retrocessione diretta. La Feldi Eboli e il Capurso non vincono entrambe da un mese. Il 21 marzo praticamente la Feldi, dopo la vittoria sul campo del Pomezia, non è più riuscita a trovare i 3 punti. Stesso discorso per la squadra pugliese che dopo la vittoria contro l'Ecositi non è più riuscita a trovare il successo e quindi è stata nuovamente risucchiata nella zona play-out. E quindi oggi punti pesantissimi, la Feldi vuole riconquistare il terzo posto, attualmente la squadra Antonelli al quinto, con la Roma che per oggi osserva un turno di riposo, quindi la Feldi avrebbe la possibilità di scavalcare la squadra giallorossa e giocarsi poi tutto all'ultima giornata in casa delle Cositi. Capurso invece che cerca punti per uscire dalle paludi della zona play-out e anche quella della retrocessione diretta, però noi vi terremo aggiornati anche sui risultati degli altri campi, perché ci sono tanti scontri diretti, quelli su tutti, Pomezia Came per quanto riguarda il Capurso, Napoli L84 per quanto riguarda l'alta classifica. Fischia Zannola e parte quindi Feldi Eboli Global World Capurso con il primo possesso della Feldi. Dalcin, Filipigno, Ecevarria, Selusio e Ghi. Per Antonelli risponde Chiaffarato, intanto subito Filipigno sul secondo palo, Ecevarria anticipato, risponde Chiaffarato con Micoli, Perri, Giannattasio, Lamas e Grandinetti a completare il quintetto. E quindi, come si usava tanti anni fa, occhio anche un orecchio alla radiolina per gli altri risultati. Oggi è sabato alle 18, la 29esima e la 30esima giornata, tutto in contemporanea. Intanto Filipigno ci riprova col sinistro, palla messa fuori dalla retroguardia pugliese, altra rimessa. È partita bene la Feldi che ha già calciato 3 volte verso la porta di Micoli. Feldi che, come dicevamo, non attraversa un gran periodo, mette fuori ancora il portiere della Global World Capurso, palla in avanti, Selusio è in vantaggio e leggerisce per Dalcin. Lancio per Filipigno, il tocco per Selusio. Feldi che di fatto non vince in campionato, come abbiamo detto, dalla trasferta di Pomezia e dopo anche la vittoria ai tiri di rigore contro la L84 in semifinale di Coppa Italia. Ancora Selusio all'indietro da Dalcin, avanza come di consueto, cerca Ecevarria, trova Giannattasio, poi Filipigno. L'ultimo tocco è stato del giocatore numero 22 della Feldi. Lancio intanto per Grandinetti, non la tiene l'argentino, rimessa per la Feldi. Dicevamo del Global World Capurso che ha rinunciato a Iche per scelta tecnica, è rimasto in Puglia. Feldi non ha recuperato Braga, anche Di Stanio è fuori
Caponigro, stesso discorso fatto venerdì a San Rufo, va in panchina ma difficilmente sarà del match. Feldi che la prossima settimana sarà ospite delle Così di Genzano e Capurso invece che avrà una partita ancora più fondamentale, quella con il Sapiatesta Mantova. Intanto il destro di Micoli, Mantova che oggi ospita il Sala Consilina. Mantova che con la vittoria della scorsa settimana, di 3 giorni fa di fatto sul campo dell'Active, tenuto accesa quella fiammella di agguantare in extremis il play out. Pirossigeno Cosenza che dopo il 2-2 sul campo del Capurso è tenuto in vita praticamente dalla differenza reti generale, e quindi Cosenza oggi che ospita le Cositi, quindi tantissimi incroci. Attenzione intanto a Grandinetti che viene anticipato da Ecevarria e sarà rimessa in zona d'attacco. Abbiamo già il vantaggio della L84 sul campo del Napoli, quindi abbiamo il primo parziale sbloccato di giornata. La mette fuori Selusio che poi la tiene in campo e alla fine lancia a lungo ma non trova nessuno. Ancora Capurso. Perri non la tiene sull'attacco di Ecevarria che ora va a duellare con l'Argentino. Ancora Ecevarria. Se la porta sul mancino, viene fermato in qualche modo da Giannattasio. Ancora Ecevarria. Felipigno, Selusio. Ci prova la Feldi. Ecevarria. Ghi lotta con Perri, cerca il movimento di Ecevarria. Ancora Ghi che se la porta sul mancino. Micoli, gran parata di Micoli sulla sinistro di Ghi. Prima grande occasione della partita e per la Feldi Eboli, con la grande risposta di Micoli sul mancino molto violento di Ghi. Intanto Ecevarria strozza il destro, palla sul fondo. Vantaggio anche della Came Treviso sul campo del Pomezia e questo è il risultato che interessa il Capurso. Lotta Felipigno, Ecevarria in vantaggio, ancora Felipigno, Selusio allarga da Dalcin, avanza il portiere, nuovamente Ecevarria, subito per Ghi, ancora Ecevarria, Felipigno salta il suo avversario. Ecevarria, Felipigno torna dal colombiano, ancora Felipigno che non riesce però a scavalcare Micoli, la tiene il 31 in maglia rossa, si salva il Capurso. 3:15 sul cronometro, 0-0 qui al Palasele. La Feldi torna a giocare dopo praticamente 40 giorni. Quasi 50 giorni dall'ultima volta la vittoria contro il Napoli, che poi è stata anche l'ultima vittoria in casa della Feldi, che ha registrato al Paladirseo una sconfitta e un pareggio contro la Came e contro l'Active, che abbiamo raccontato sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Intanto avanza Dalcin, Calderolli, ci prova Caponigro che quindi fa il suo rientro in campo. Recupero importante per Antonelli. C'è stata una deviazione sul destro del numero 7 della Feldi, quindi rimessa Feldi tra le proteste del Capurso. E Calderolli si affida a Dalcin, avanza il numero 3, alza la testa, cerca Caponigro con lo sguardo, poi si mette in proprio, serve Mateus, il gol della Feldi Eboli con Mateus che fa 1-0, si rompe il ghiaccio al Palasele al minuto 4 con il gol numero 7 in campionato per Mateus, che sfrutta l'assist di Dalcin e trova il gol dell'avvantaggio. Rivediamo
con la palla che colpisce il palo e si insacca. Vantaggio Feldi, gol numero 7 quindi per Mateus Lavrendi. Mateus è stato colpito in maniera involontaria da Grandinetti, subito chiarimento tra i due. Mateus l'ha messa fuori, subito un colpo involontario. Intanto abbiamo già il pareggio del Pomezia contro la Came e l'1-0 della Meta Catania sul campo in casa contro l'Activ. Lavrendi, Calderolli, Caponigro, Calderolli, movimento di Lavrendi, ancora Caponigro, Calderolli, Caponigro, Mateus, lancio lungo, colpo di testa di Micoli. Caponigro anticipa Perri ma poi perde il rimpallo e Perri fa subito correre la massa, un po' di spazio, palla sul secondo palo e il gol da parte di Dario Giannattasio che fa subito 1-1. Splendida transizione del Global Work Capurso e Giannattasio sale a 5 in campionato. L'assist di Lamas, bravo Giannattasio, sotto porta, non sbagliare e a battere Dalcin. È durato un minuto il vantaggio della Feldi, è arrivato il pareggio del Capurso. Calderolli ancora col destro, Murato, riparte ancora Lamas, ha un po' di spazio il 12, va via Dalcin e poi il miracolo di Dalcin su Giannattasio. Che occasione per il Capurso di passare in vantaggio. Doppio Dalcin in questa circostanza. Ancora Capurso, recupera palla Caponigro, si è salvata la Feldi. Palla fuori, Giannattasio mette in mezzo, alla fine il colpo di testa da parte di Lavrendi, rimessa Capurso. Perri all'indietro da Micoli, alza la testa, lancia lungo, non ci arriva. Leggero, penetrato, anzi Primavera, scusate, penetrato. Caponigro la mette al centro, non ci arriva nessuno. Sta per entrare anche Dammacco col numero 10. Inquadrato l'autore dell'1-0 Mateus, poi è arrivato il pareggio di Dario Giannattasio, che è uno dei 5 diffidati in campo, insieme a Pedrigno, Pires, Dalcin e Felippigno. Ancora deve entrare in campo Pires, il capocannoniere della Serie A con 24 gol, seguito dal suo compagno di squadra Lamas a quota 23. Quindi coppia da 45-47 reti per il Capurso. Lamas che ha fornito l'assist in occasione del pareggio di Giannattasio. Intanto Dalcin elude l'intervento di Perri, avanza Calderolli, cerca Caponigro, anticipato da Leggero, palla che arriva nuovamente a Dalcin, avanza il numero 3, serve Lavrendi, la tira in campo il classe 2004. Tocco di Calderolli lontano dalla porta di Micoli, ci ha provato Cinna Calderolli. Micoli, lancio lungo, lotta Primavera, movimento di Grandinetti, servito, la tiene l'argentino, intercetta per un attimo Echevarria, rimessa per il Capurso. Giocata qui intanto da parte di Lamas, non c'è fallo sul numero 12 secondo Canestra che era lì.
occhio a Lemos, fermato da Micoli, che poi va in avanti. Primavera calcia male il numero 10, rimessa per Dalcin. Intanto abbiamo un risultato clamoroso al Pala del Mauro, con il CDM avanti 2-0 sulla Sandrabate. Il gol di Babris e Ortisi, CDM che ricordiamo già retrocessa. L'unico 2-0 Mantova Sala Consilina e Cosenza Genzano. Selusio. Lotta Dammacco, riesce a servire Lamas, che poi sbaglia ma riesce comunque a servire Dammacco. Corre Selusio, la tiene in campo, grande intervento di Dammacco e poi Micoli libera l'area di rigore del Global Work Capurso. 12:37 da giocare, 1-1 qui al Palasele. Il botta e risposta tra Mateus e Giannattasio. Echevarria, il destro, paratissima di Micoli che vola sulla conclusione di Echevarria. Rivediamo, gran parata di Micoli, forse la palla era indirizzata fuori. Resta il gesto atletico del portiere esperto del Capurso. Palla fuori ancora Echevarria e poi il gol di Selusio che corregge in rete il destro di Echevarria. Torna avanti la Feldi Eboli con la 9ª rete in campionato per Giancarlo Selusio e la Feldi si porta sul 2-1. Che partenza qui al Palasele, 7 minuti e 32 secondi, già 3 gol. Rivediamo il destro di Echevarria e la deviazione sotto porta di Selusio che converte in rete il destro del colombiano. Feldi nuovamente in vantaggio. È entrato anche Garofalo col numero 8 e quindi Leggero in avanti per Micoli. Non trova nessuno il portiere, rimessa per la squadra di Antonelli. Selusio, Felipigno corre, Selusio, Micoli, ancora Selusio, palla per Lemos, Micoli e poi sbaglia tutto Echevarria. Altra chance per la Feldi, bravo Micoli su Tiago Lemos e poi Echevarria calciato male sulla ribattuta. Ancora Felipigno, Selusio, avanza Grandinetti, Garofalo un po' di spazio, fermato da Echevarria, rimessa per il Capurso. Eccolo qui l'autore del momentaneo 1-1, Giannattasio, pronto a battere la rimessa laterale. Palla fuori per Leggero, Dalcin con i piedi, palla che si impenna, ancora Dalcin, non c'è fallo, rischia un po' il portiere della Feldi ma fa già ripartire Felipigno. Siamo dalla parte opposta, Felipigno! Mancino preciso di Felipigno, 3-1 per la Feldi Eboli con il gol numero 13 in stagione per Felipigno. E a 11:35 dal termine arriva il gol di Felipigno. Rivediamo, palla all'angolo, intanto time out per il Global Work Capurso richiesto da Chiafferato e quindi da un'occasione per il Capurso è nato il gol di Felipigno, +2 per la Feldi e noi ne approfittiamo anche per leggere i risultati dagli altri campi con la Meta che ha raddoppiato
sull'Active 2-0. Kame che è tornata avanti a Pomezia 1-2. Al Palavesuvio ancora 0-1 tra Napoli e dell'84, sempre 0-2 tra Sandro Abate e CDM, 0-0 tra Cosenza e dei Così di Genzano e 0-0 tra Mantova e Sala Consilina. E quindi in 8 minuti e 25 secondi abbiamo visto 4 gol al Palasele. Prima il vantaggio di Mateus, il pareggio di Giannattasio e le reti in successione di Selusio e Felipigno per il doppio vantaggio della squadra di Antonelli. Giannattasio, Perri in avanti, cerca Grandinetti, non ci arriva. Selusio, palla intercettata da Perri. Andiamo in panchina qui alla nostra sinistra, quella del Capurso, con Pedrigno e Pires che ancora devono fare il loro ingresso in campo. Probabile che Capurso stia anche pensando alla sfida contro il Mantova. Entrambi sono diffidati e per il momento non vuole rischiarli il tecnico pugliese. Felipigno, Selusio, Echevarria, Felipigno, Selusio, ancora per Lemos, Felipigno, Echevarria, avanza, un po' di spazio, movimento di Felipigno servito, ancora Felipigno, non si chiude il triangolo con Selusio, riparte Giannattasio, si sovrappone Garofalo, servito. Occhio a Garofalo, la tiene Dalcin sul primo palo. Ci ha provato il numero 8 del Capurso. Intanto il sinistro di Selusio che protesta per un presunto tocco con la mano. La giocata di Perri e poi la parata di Dalcin su Giannattasio. Altra chance per il Capurso, sempre con Dario Giannattasio, cresciuto nel settore giovanile del Lollo Caffè Napoli. Intanto problemi per Felipigno che si accascia, problema muscolare per l'ex giocatore della Pirossigeno Cosenza. Intanto abbiamo il vantaggio dello Sporting Sala Consilina sul campo del Mantova, risultato che interessa al Capurso. In questo risultato il Mantova sarebbe retrocesso, stesso discorso per il Cosenza. Invece i risultati che interessano la Feldi, vittoria ancora dell'L84 1-0 sul campo del Napoli, permetterebbe alla squadra di Antonelli di balzare nuovamente al terzo posto. Roma oggi che osserva un turno di riposo, rimessa per il Capurso. Intanto lotta alla Vrendi, ultimo tocco del 2004 della Feldi, 10 minuti e 3 secondi al termine del primo tempo. E quindi Giannattasio, ancora per Lamas, scambia con Grandinetti, palla per Micoli che alza la testa, lanciò lungo, colpo di testa di Giannattasio, lontano dalla porta di Dalcin, rimessa dal fondo per la Feldi. Mateus, Calderolli, Mateus, sempre Calderolli, ancora Lavrendi, Calderolli, Ghi, si accentra Ghi, ancora il numero 10 che poi apre il destro, Micoli risponde presente, evita il 4-1.
Rimessa laterale per la Feldi. Calderolli, palla messa fuori. Colpo di testa di Lamas. Ancora l'argentino allarga, ma c'è Mateus, cerca e trova Ghi. Un po' di spazio il 10, viene fermato da Giannattasio. Poi altra deviazione rimessa dal fondo per Micoli che va lungo, troppo lungo. Palla che colpisce il palo e quindi ancora in gioco Lavrendi. Calderolli rischia un po' e Dalcin riesce a servire con qualità Lavrendi. Mateus avanza la Feldi. La palla è per Ghi che la mette giù. Ghi si salva il Capurso, occasione per Ghi. Lancio lungo di Micoli, attenzione all'occasione per Primavera che aveva tutto il tempo per colpire la sfera, poi ha commesso fallo su Dalcin, occasione per il Capurso, distrazione della Feldi. Ha tentato un colpo di tacco Primavera, non ha impattato bene la sfera. È arrivato il primo fallo del match, lo ha commesso Primavera. 8:30 da giocare, Lavrendi. Largo da Calderolli che imbuca per Ghi, passaggio intercettato, riparte Lamas. Lavrendi però capisce tutto e ferma la corsa del vice capocannoniere della Serie A. Tanto non c'è fallo su Lavrendi, recupera palla Primavera, resta a terra però il giocatore ex Sandro Abate. Tanto 4-0 della meta sull'Active. Podda, Bocao e Dialluca. Mantiene lo 0-0 tra Cosenza e De Cositi. Ancora Capurso con Lamas, tiro centrale, preda di Dalcin che fa subito ripartire Lavrendi. Ghi, Mateus, Lavrendi col destro murato da Lamas. Dalcin, Mateus, Lavrendi, giocata, vantaggio Primavera che però perde il contatto visivo con la sfera, quindi la rimessa è della Feldi. Mateus, Calderolli, Lavrendi. 1-2 non si chiude. Lavrendi fermato in maniera regolare secondo gli arbitri da Primavera, quindi Micoli, lancio lungo, Lavrendi anticipa e poi non riesce a servire Calderolli. Un po' di confusione in questa fase della gara. Leggero, ancora il numero 3 che cerca Primavera, anzi Dammacco, palo esterno. Ha provato il numero 10 a calciare sulla palla vagante. Selusio, Felipigno, Lemos, lascia a Selusio. Ancora Selusio. Lemos in avanti, cerca Caponigro anticipato. Quindi Lamas. Giannattasio. Rimessa per il Capurso. Recupera palla Selusio col tacco da Lemos, largo da Caponigro, esterno della rete. Micoli, lancio lungo, Dalcin in anticipo, Lemos allunga per Caponigro che la mette giù, avanza il numero 7. Felipigno, Selusio. Fuori, ci prova Felipigno, trova Lemos che tenta la giocata, leggero, fa correre Dammacco, anticipato da Caponigro, la tiene il numero 7 ma la palla è uscita, rimessa per il Capurso. 5:49
da giocare. Leggero, Lamas, Filippino in anticipo su Dammacco, poi lottano i due, ultimo tocco del numero 10 del Capurso. Intanto si scaldano Pires e Pedrigno, vediamo se saranno della partita i due diffidati di Chiaffarato insieme a Giannattasio. Sono 3 in casa Capurso. Lemos, movimento di Selusio, quindi Filippino colpisce Lemos, riparte Leggero, ancora Lamas, si accentra, deviazione, riparte Caponigro che ha un po' di spazio, va via il numero 7 che riesce ad incrociare il destro, palla alta, ci ha provato Vincenzo Caponigro. Mette giù Lamas, ancora Lamas fermato da Filippino. Intanto lotta Grandinetti, destro sporcato, lancio lungo, Micoli anticipa tutti e si mette in proprio, calcia col destro, alto, ci ha provato Peppe Micoli, bella distanza, c'è stata anche la deviazione di Dalcin, corner per il Capurso. Rivediamo la conclusione molto velenosa centrale di Micoli con la deviazione di Dalcin che non si è fidato e l'allungata in corner. Attenzione all'occasione per Primavera che si divora il 3-2 sugli sviluppi del corner successivo. Che occasione per il Capurso di accorciare le distanze. Echevarria, Calderolli intercetta Lamas, avanza l'argentino, ancora Lamas, la sterzata a destro, Echevarria la tiene e poi non riesce a ripartire la Feldi. Palla fuori, colpo di testa di Ghi che anticipa tutti. In avanti Mateus, spazza via, rimessa per il Capurso che resta lì proiettato in avanti. 3:47. Deviazione di Lamas. Lancio di Micoli, deviazione credo di Ghi, calcio d'angolo per il Global Work Capurso. 3:30 al riposo. Intanto ha pareggiato il Mantova 1-1 con il Sala Consilina.
Palla fuori per il destro di Grandinetti. Palla lontana dalla porta di Dalcin. C'è stata deviazione. Dalcin, Calderolli, Ghi, Echevarria, ancora per Mateus e quindi Echevarria, Calderolli, Mateus, sempre Calderolli, Echevarria, Ghi, largo, Calderolli la tiene, ancora Ghi. Avanza Lamas che cerca spazi. Dalcin si oppone. Altra chance per Nicola Lamas. Rivediamo. Voleva il fallo la panchina del Capurso. È un fallo cumulativo per l'intervento sull'Hamas mentre era in caduta. Sarà calcio d'angolo, credo, sì, con Garofalo pronto alla battuta. Palla deviata. Dalcin la tiene e lancia subito Mateus che non riesce ad appoggiare per Echevarria e quindi ancora Grandinetti fermato, rimessa Capurso. Palla che termina sul fondo. Echevarria, Calderolli, Ghi, Mateus, Echevarria, Mateus, Calderolli, Echevarria, Calderolli. Non si intende con Echevarria. Cielo d'intesa con Calderolli. 2:10 al termine, rientrano Giannattasio e Perri per Chiaffarato. Micoli col petto Calderolli la mette giù, quindi chi? Echevarria sbaglia il controllo, poi vince il rimpallo, ma via il colombiano, ancora Echevarria, salta Perri e poi Giannattasio lo ferma. Time out per Luciano Antonelli. Ci sono rimasti parziali precedenti con il pareggio del Mantova 1-1, quindi con il Sala Consilina. Accorciato le distanze la Sandrabate 1-2 con il CDM al Pala del Mauro. Al Pala Vesuvio è sempre 0-1 con la L84 avanti sul Napoli grazie al gol di Fortini. Pomezia Came 1-2, Meta Active 4-0. È sempre 0-0 tra Cosenza e dei Cositi Genzano. Se finisse così, Savia Testa, Mantova e Pirossigeno sarebbero retrocesse in A2 Elite insieme al CDM. Capurso che resterebbe all'11° posto a pari merito col Pomezia, ma avanti negli scontri diretti con 29, e Came che brinderebbe alla salvezza. La squadra di Silvio Rocia poi osserverà un turno di riposo all'ultima giornata. Ovviamente siamo ancora ai primi tempi, sappiamo benissimo che questo sport non è mai detta l'ultima parola e quindi sono dati parziali. Calderolli largo da Dalcin, ancora Cina Calderolli che avanza, si accentra al numero 11, non ha alternative,
Dalcin è rientrato tra i pali, quindi Selusio, ma c'è stato il fallo di Perri, entrata in ritardo su Calderolli, fallo numero 2 per il Capurso. Nessun fallo commesso fin qui dalla Feldi, mancano esattamente 100 secondi al termine del primo tempo. La squadra di Antonelli avanti 3-1 su quella di Chiaffarato. Quindi Felipigno, Calderolli, la sterzata, lo ferma Lamas, riparte Grandinetti, stop and go dell'88 e quindi Lamas chiede un movimento a Perri, si allarga il numero 11 ma viene servito Giannattasio. Ancora Lamas, contromovimento di Perri, servito, 1 contro 1 con Lemos, largo da Grandinetti, doppio passo, ancora Grandinetti, va via l'88 che apre il sinistro, deviazione di Dalcin, già battuta, ancora Dalcin sul destro di Lamas, vicinissimo il Capurso al 3-2, colpo di testa poi di Calderolli, terzo corner consecutivo per il Capurso. Grandinetti cerca spazi, torna da Perri che allunga per Micoli, lancio del portiere che diventa quasi un tiro, rimessa per Dalcin. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo. Lavrendi, Selusio in avanti, Felipigno sbaglia, trova Giannattasio e quindi Perri non si intende con Giannattasio, con Grandinetti, rimessa per la Feldi. Le indicazioni di Antonelli a Lemos per questi ultimi scampoli di partita del primo tempo. Selusio, Dalcin, passaggio di ritorno lungo, deve correre Lemos che non può darla a Dalcin e quindi per tenerla in campo Lemos di fatto regalato una punizione in diretta al Capurso e per questa punizione sta per entrare Gonza Pires, eccolo qui col numero 7, il capocannoniere della Serie A, quinto, autore di 24 gol, per sfruttare questo calcio piazzato. Chiaffarato manda in campo il suo miglior realizzatore non solo del Capurso ma del massimo campionato nazionale, e quindi sulla sfera ci sono Perri, Grandinetti, si stacca Pires, dialoga con Lamas, ovviamente deve esserci un tocco prima di calciare in porta perché è in diretto la punizione, in diretta. Grandinetti, Perri non calcia e prende la traversa, clamorosa occasione per il Capurso allo scadere del primo tempo. Rivediamo, si è preso tutto il tempo Perri, non pressato, è colpito il montante, si salva la Feldi, Felipigno, avanza Lavregna, un po' di spazio il numero 8, ancora Selusio, se la porta sul sinistro, Selusio, palla al centro, Micoli sul primo palo su Lemos, gran parata ancora di Micoli che tiene a galla il Capurso. E poi Lamas non riesce a ripartire, grande risposta di Micoli, rivediamo la giocata di Selusio, palla che resta lì e poi paratissima di Micoli su Lemos sul primo palo, la tiene Selusio, suona la sirena, si va al riposo con la Feldi Eboli avanti 3-1 sul Global Work Capurso e noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo, sempre in diretta qui dal Palasele di Eboli sul canale YouTube della divisione Calcio a 5.
tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Fischia Zannola, power play subito per il Capurso. C'è Grandinetti con la maglia del portiere di movimento e quindi si gioca il tutto per tutto. Chiaffarato Grandinetti, Perri, ancora l'argentino, sbaglia il controllo, Mateus, ci prova Selusio, serve Calderolli che però non riesce a ripartire, c'è in campo Gonza Pires e quindi inizia la partita del numero 7 che nel primo tempo è stato risparmiato dal tecnico pugliese, era entrato solo in occasione di quella punizione sul finire del primo tempo che vi abbiamo raccontato con la traversa di Perri. Avanza Lamas, rimontato da Mateus, l'ultimo tocco è stato di Mateus, calcio d'angolo credo per il Capurso. Intanto ci siamo lasciati con alcuni parziali invariati, ma l'84 ha raddoppiato a Napoli 2-0, è arrivato anche il pareggio del Pomezia sulla Came Treviso. Intanto il sinistro sbagliato di Pires, palla in tribuna rimessa per Dalcin. Lancio lungo del numero 3, Micoli in anticipo, colpo di testa, palla fuori. Selusio, Dalcin, Mateus, ancora Selusio, occhio a Caponigro, Murato, Selusio riparte da Dalcin, Calderolli con l'esterno destro, palla per Selusio, allarga per Mateus, 1-2, Selusio fa doppietta, il 77, 4-1 per la Feldi e Selusio va in doppia cifra, gol al numero 10 per il giocatore numero 77 della Feldi, che firma quindi il triplo vantaggio per gli uomini di Antonelli. Abbiamo rivisto la splendida azione manovrata della squadra di Antonelli. Tanto Perri in avanti, colpo di testa di Mateus, anzi Calderolli, ora Mateus in possesso. Eccolo qui Selusio, 2 gol per lui oggi. Mateus, scucchiaia per il movimento di Selusio, Micoli legge tutto e riparte. Avanza il numero 31 che poi allarga il gioco per Grandinetti che incrocia il destro, palla sul fondo, chance anche per il Capurso di accorciare subito le distanze. Mateus, Calderolli, Selusio cerca Caponigro, i due non si sono capiti. Tanto Calderolli non riesce a servire Selusio, rimessa Capurso. Micoli, palla in avanti, sbaglia tutto il portiere del Capurso. Tanto il Cosenza è in vantaggio sul Genzano con il gol di Marchio ad inizio ripresa, un gol che tiene ancora in vita, anzi no, perché il Pomezia sta pareggiando e quindi il Cosenza comunque sarebbe retrocesso perché il Capurso è avanti negli sconti diretti con la squadra calabrese. Attenzione intanto a Perri, Giannattasio, Grandinetti, Lamas all'indietro, ci prova Micoli, palla in tribuna.
Lancio di Dalcin, Micoli anticipa Selusio, ma c'è Calderolli in anticipo su tutti, ma non riesce a servire con i tempi giusti Selusio. Calderolli poi lascia il posto a Lemos. Selusio, Felipigno lotta con Perry, alla meglio il numero 11 che cerca un filtrante, palla che passa, occhio a Giannattasio e il gol di Pires che non sbaglia, porta vuota e fa 4-2 Gonza Pires e sale quindi a 25 in campionato, accorcia il Capurso con il gol del capocannoniere della Serie A sull'assist di Giannattasio e si rimette in partita il Capurso. -2 per il team di Chiaffarato. Lemos mette fuori Pires, il suo primo vero pallone giocato. Tanto il Mantova in vantaggio sul Sala Consilina con il gol di Taurisano. Lamas intercetta Ecevarria, palla direttamente dalle parti di Dalcin. Selusio, Ecevarria, va via il numero 15, palla che passa Selusio, Lemos non riesce a tenerla in campo, rimessa Capurso. Perry, scucchiaia per Micoli, occhio che la porta è vuota, avanza Ecevarria che poi a porta vuota non riesce a segnare. Chance per la Feldi. Giannattasio fa correre Lamas, in vantaggio Dalcin che innesca subito Selusio. Ecevarria, Lemos colpisce Lamas, quindi Felipigno. Dalcin in avanti, mette giù Perry con l'esterno destro, cerca e trova Giannattasio, occhio al numero 20 Pires, murato, ancora il numero 7, rimessa per il Capurso. 15-23. Intanto rientra Grandinetti con la maglia del portiere di movimento. 5 contro 4 per Chiaffarato. Lamas, Perry non riesce a servire Giannattasio. Dalcin, Selusio, Felipigno, Ecevarria intercetta Pires, riparte il Capurso. Pires in avanti, intercetta ancora Ecevarria. Felipigno di prima per Lemos, anticipato da Giannattasio. Felipigno, palla messa fuori da Perry, quindi nuovamente Dalcin.
Echevarria, deviazione di Giannattasio. Intanto il Mantova avanti 3-1 sul Sala Consilina, Taurisano e Misael per gli uomini di Milella, e quindi Mantova che in caso di sconfitta del Capurso accorcerebbe a -2 sul team pugliese. Intanto Felipigno non calcia, mette fuori Giannattasio, Calderolli col tacco, Lemos, Calderolli calcia male, rimessa per il Capurso. Dicevamo, è sabato alle 18 c'è Capurso Mantova, quindi ancora tutto in bilico tra zona retrocessione e zona playout e la cosiddetta zona bianca. 2-2 tra Pomezia e Came, tutto davvero aperto. In questo momento solo il Cosenza sarebbe retrocesso insieme al CDM, poi tutti i giochi sono aperti, anche la questione primo posto con il momentaneo botta e risposta tra Meta e le 84, entrambe in vantaggio, Meta avanti di 3 punti, e poi anche la bagarre tra il terzo, il quarto e il quinto posto, con la Feldi che momentaneamente salirebbe sul podio, Napoli al quarto e Roma al quinto in attesa dell'ultima giornata. Però c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. Intanto Caponigro, la parata di Micoli, quindi davvero occhio agli altri campi. Intanto il destro di Caponigro, la respinta di Micoli, ancora Calderolli, largo da Lavrendi, Mateus, sinistro forse deviato, sì, arriva l'indicazione da parte di Cannistra, corner per la Feldi. Palla fuori, ci prova Caponigro dalla distanza, tiro che non impensierisce Micoli. Siamo già dalla parte opposta, dal Cina la tiene, fa correre il numero 7 che salta Giannattasio, ancora Caponigro, largo da Lavrendi, Mateus 1-2 che non si chiude, si salva il Capurso. Micoli, lancio troppo lungo, palla direttamente a Dalcin, che a sua volta cerca e trova Calderolli, che alleggerisce per Caponigro, cerca il movimento dei compagni il numero 7 che è rientrato dopo un periodo di stop forzato per infortunio. Feldi che deve ancora recuperare Braga, stagione finita ovviamente per Venanzio. Tanto corre Lavrendi, Micoli in vantaggio, riesce però a ripartire, fermato dallo stesso Lavrendi. Intanto qui Micoli si prende un rischio sull'attacco di Calderolli. Lancio di Micoli troppo lungo per Giannattasio, che poi lascia il campo a Grandinetti. Riparte Lavrendi, fermato da Lamas. Mateus, Caponigro, fermato il numero 7, rimessa Feldi. 11:50 al termine della partita, giornata numero 29, penultima del campionato di Serie A. Si torna in campo sabato per l'ultima giornata
della regular season, tutte in contemporanea alle 18. Intanto è così, intanto qui entrata fuori tempo di Caponigro che viene ammonito, arriva il primo cartellino giallo del match ai danni di Caponigro, che non è nella lista dei diffidati. Dicevamo Feldi ospite delle Cositi che in giornata è stata penalizzata di 2 punti, una sentenza del TFN, e Cositi ora che sta perdendo 1-0 a Cosenza, resterebbe comunque a +1 sulla Sandrabate e certa dei playoff. Sandrabate che sta perdendo 2-1 in casa col CDM. E come dicevamo, il Capurso invece sabato affronterà il Mantova, e se il Mantova dovesse battere lo Sporting Sala Consilina davvero sarebbe a tutti gli effetti uno spareggio per evitare la retrocessione diretta. Mantova che sogna quindi l'aggancio in extremis alla zona playout. Intanto qui Micoli si prende un rischio, Capurso invece dal suo canto ha ancora la speranza di agguantare al photo finish la zona bianca della classifica. Grandinetti avanza il numero 88, calcio addosso all'Amas e poi Felipigno la mette in calcio d'angolo. Grandinetti va via Murato, tanto sarà Pedrigno il prossimo portiere di movimento di Chiaffarato, e anche Pedrigno fa il suo ingresso in campo. Ancora doveva entrare l'ex giocatore di Ecositi e Cosenza. Intanto Selusio riparte, va via, fallo di Garofalo, ma c'è la regola del vantaggio ancora. Selusio alla fine viene fermato da Pires, regola del vantaggio che non c'è stata perché il fallo non è stato cumulato e quindi Felipigno va via, 1-2, calcia Felipigno, Garofalo la tiene ma non riesce a far correre Pires. Felipigno Selusio, Grandinetti in anticipo, rimessa Feldi, Dalcin, Lemos, Echevarria, fermato, riparte Grandinetti, a spazio Lamas, l'assist per Pires, si salva la Feldi, non so se l'ha toccata Selusio Dalcin, rivediamo che occasione per il Capurso. Sinistro di Pires, la parata di Dalcin, gran parata di Dalcin, tiene a distanza il Capurso e intanto fa il suo ingresso in campo Pedrigno con la maglia del portiere di movimento.
Perry, Grandinetti, Perry, Lamas, Pedrinho, Lamas, Perry, col destro, Juan Perry, 4-3, accorcia il Capurso con la rete numero 6 per l'argentino, si porta sul -1 la squadra di Chiaffarato. Il gol di Perry, rivediamo, col destro che buca Dalcin. Partita riaperta dalla squadra pugliese. Felipigno, Selusio, ancora Felipigno, Dalcin, in avanti, lungo il passaggio, rimessa per Micoli che va subito lungo, colpo di testa di Selusio, avanza Echevarria, non si intende con Felipigno, rientra Calderolli, rientra anche Pedrinho per il 5 contro 4. Perry, un po' di spazio, ci riprova, palla che resta lì, si salva Selusio, ancora Perry, alto, ci sta provando il Capurso, lancio di Dalcin, col petto Calderolli, arriva il fallo di Perry, primo fallo del Capurso in questa ripresa. Rivediamo, intervento irregolare di Perry. Intanto la Came nuovamente in vantaggio a Pomezia, 3-2. E questo risultato terrebbe ancora in vita il Cosenza. Pomezia che sarebbe ospite, sarà ospite anzi nell'84, e Cosenza invece che andrà a giocare contro il CDM già retrocesso, e quindi occhio davvero a questi clamorosi incroci che stanno uscendo in questa penultima giornata, con questi risultati. Ancora il destro, la parata di Dalcin, palla che resta lì, le proteste del Capurso per un presunto tocco con la mano che non c'è stato secondo gli arbitri. Intanto chance per, rivediamo la conclusione, palla addosso a Mateus, scaturito veementi proteste della panchina pugliese. 7,56, Capurso vicino al 4-4. Perry, ancora per Grandinetti, Perry, Pedrinho, Grandinetti, Pires, Grandinetti, Perry, ancora Grandinetti, Lamas, Pires, Lamas, Perry, Lamas, largo, il destro, la parata di Grandinetti di Dalcin su Grandinetti, altra occasione per il Capurso con il suo numero 88, bravo Dalcin a dire di no, ma resta lì la squadra di Chiaffarato. Palla nuovamente per Perry, 6,55 al termine, avanza il Capurso, Lamas addosso a Calderolli, anzi a Mateus, rimessa per il Capurso che resta lì nella metà campo della Feldi.
Ci prova Perry, palla messa fuori. Perry, Grandinetti, Perry, ancora l'88 che poco fa ha sfiorato il 4-4. Lamas, Grandinetti, Pires, Lamas, imbuca, Grandinetti, non c'è fallo, palla che esce fuori, rimessa per il Capurso, quindi riavanza nuovamente Pedrigno. Mateus anticipa Grandinetti, la porta è vuota. Pedrigno rientra tra i pali. Lavrendi. Mateus. Caponigro. Lavrendi. Mateus. Dalcin. Palla per Caponigro che si inserisce, la tiene e guadagna forse una rimessa. Sì, rimessa Feldi e Pedrigno resta tra i pali. Lavrendi. Calderolli. Ancora Caponigro. Torna da Dalcin. Avanza il capitano della Feldi. Lavrendi. Calderolli, passaggio intercettato. Riparte Lamas. Calderolli capisce tutto e calcia sul fondo. Chance per la Feldi. Time out per Chiaffarato. 5-25, 4-3 qui al Palasele. L'occasione per la Feldi di tornare sul +2. Rivediamo con Calderolli che capisce tutto e poi calcia forse troppo forte e non preciso, e noi andiamo nuovamente a leggere i risultati sugli altri campi perché tutto incredibilmente collegato. 5-1 tra Meta e Active, quindi la Meta, la squadra che ha praticamente legittimato il risultato, è la vetta. 2-3 tra Pomezia e Came, risultato che premierebbe la Came. Poi Napoli e l'84 sempre sullo 0-2, 1-0 Cosenza e Cositi, 2-2 tra Sandro Abate e CDM, 4-3 tra Mantova e Sala Consilina. Se dovessero finire così, Mantova e Cosenza si giocano il tutto per tutto all'ultima giornata, perché il Pomezia scenderebbe al 12° posto, Cosenza che andrebbe a -3 dal Pomezia sono pari negli sconti diretti e quindi Cosenza che sarebbe tenuto in vita dalla differenza reti. Cosenza che all'ultima giornata fa visita al CDM già retrocesso e Pomezia invece che sarà ospite della L84 in piena corsa per il primo posto. E come abbiamo detto più volte c'è Capurso Mantova all'ultima giornata, quindi incredibile ciò che sta avvenendo fuori da questa penultima giornata. Intanto fallo di Selusio su Grandinetti, fallo numero 2 per la Feldi. Feldi invece con questo risultato, complice la sconfitta momentanea del Napoli, salirebbe al 3° posto e si riprenderebbe il podio con un +1 sul Napoli e +2 sulla Roma che oggi ha osservato un turno di riposo. Quindi siamo costretti più volte ad andare a vedere gli altri risultati per capire quale sarà la graduatoria al termine della giornata numero 29 e quindi a 40 minuti dal termine della regular season. Intanto rischia un po', occhio a Pedrigno che si incunea e il gol di Pedrigno, arriva il 4-4 del Capurso con il gol di Pedro Guedes, gol numero 3 con la maglia del Capurso, e arriva il pareggio della squadra di Chiaffarato, l'inserimento di Pedrigno che è riuscito a bucare Dalcin. 4-4, da 4-1 a 4-4. Felipigno,
Calderolli, Echevarria, passaggio intercettato, nuovamente Felipigno, Selusio non la tira in campo, 4:47. Intanto abbiamo già il primo finale, arriva dal Pala Catania con la Covei Meta che batte 6-1 l'Activ. Lancio lungo, intanto si scontrano Dalcin e Pires. Riparte Calderolli, avanza il numero 11, non riesce però a far correre Felipigno, rimessa Capurso, 4:33 al termine della partita. Lancio intanto per Micoli, avanza il portiere, l'assist per Giannattasio che non la tiene. Selusio, Calderolli, Felipigno, Calderolli, Selusio, Felipigno, intercetta Giannattasio. Intanto ha pareggiato le Cositi a Cosenza a 2 minuti dal termine, gol pesante perché condannerebbe il Cosenza alla retrocessione. Micoli, spazio Grandinetti, giocata qui di Lamas che si prende un rischio ma riesce a fermare Felipigno. Riparte Echevarria, Selusio, Dalcin, Calderolli, Micoli anticipa Felipigno, capisce il passaggio di Calderolli. Selusio, Dalcin, Caponigro, si prende il rischio e Giannattasio lo ferma e quindi Dalcin, Selusio, Caponigro anticipato da Grandinetti, rimessa in zona d'attacco per la Feldi. Altro finale dal palo del Mauro, 2-2. Intanto il destro di Echevarria, Caponigro, giocata del numero 7 che poi calcia sul fondo. Occasione, doppia occasione per la Feldi, non riesce a ripartire il Capurso. Selusio, Echevarria, messa fuori da Grandinetti la palla di Echevarria e quindi Dalcin pensa al tiro, Micoli si allunga, gran parata, time out per Antonelli. 2:38 al termine della partita. Le indicazioni del tecnico della Feldi. Ancora 4-3 tra Mantova e Sala Consilina, 1-1 Cosenza e Cositi, 0-2 Napoli L84, 2-3 Pomezia Kame. Abbiamo già 2 finali, come abbiamo detto, 6-1 della Meta
all'Active, 2-2 tra Sandro Abate e CDM. Sandro Abate comunque sicura dei playoff anche in questo pareggio e fallisce il sorpasso alle Cositi in base, come quello che abbiamo detto, per i 2 punti di penalizzazione ricevuti dal TFN ai danni del club del presidente Tuccillo. 1-1 quindi palla Cosenza. Felipigno, Dalcin, Caponigro, palla che resta lì, Selusio la mette in rimessa laterale per il Capurso. L'ultimo tocco è stato il suo, non c'è stata deviazione e power play per il Capurso. C'è Pedrigno, la vuole vincere, che ha farato Lamas, Perri, Grandinetti, Pires, Grandinetti, Perri, passaggio lungo per Lamas, Felipigno, la porta è vuota, Pedrigno esce dal campo e rientra Micoli, a spazio Felipigno, rientra sul mancino, ancora Felipigno, la giocata, palla ancora in campo, non c'è fallo, anzi sì, fischiato con quell'attimo di ritardo. Arriva il terzo fallo della Feldi, 1:57. In avanti spazza via Perri, Dalcin, Ecevarria, Calderolli, Micoli, la palla resta lì, occasione Feldi, alla fine Micoli la tiene. Siamo già dalla parte opposta con Lamas, avanza il numero 12, si accentra Lamas addosso a Felipigno, rientra Mateus al posto di Felipigno, ultimi 90 secondi, rientra soprattutto Pedrigno con la maglia del portiere di movimento. Lamas in avanti, corre Pires, deve uscire Dalcin, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Capurso. Grandinetti, Perri, Lamas col tacco, Pedrigno, un po' di spazio, ragiona, ancora per Perri, Ecevarria, rischio, va via Ecevarria, Perri ci mette una pezza, rimessa Feldi, 68 secondi al termine, rientra Micoli, Dalcin, Selusio, ultimo giro di lancette, Feldi in avanti, Dalcin, Ecevarria, ancora Dalcin, Selusio, palla messa fuori da Perri, quindi Lamas tenta di ripartire, fermato in qualche modo da Mateus, ma ancora Lamas in possesso, allarga per Grandinetti che ha un po' di spazio, occhio all'88 che apre il destro addosso a Selusio. 35 secondi, rimessa Capurso. Intanto il Cosenza ha battuto le Cositi. Il gol di Canal in extremis. Came avanti 5-2 sul Pomezia. Non la tiene in campo Grandinetti. Dalcin, avanza Dalcin, ci prova col destro, palla fuori, forse sarà l'ultima occasione della partita. Ancora Dalcin, sbaglia Pires, occhio al Capurso, la parata di Dalcin e poi Pires sulla ribattuta. Che occasione per il Capurso a 5 secondi dal termine. Rivediamo la parata di Dalcin sulla respinta, anticipato Pires d'un soffio.
Palla fuori, Perry, salvataggio di Mateus sulla linea. Che occasione ancora per il Capurso. Sul destro di Perry, il salvataggio di Mateus. Manca un secondo. Calcia Perry. Suona la sirena. È 4-4 tra Feldi Eboli e Global Work Capurso. La rimonta della squadra pugliese. La Feldi sale a 50 punti in classifica, agguanta la Roma e fallisce l'aggancio al terzo posto, mentre il Capurso sale a 30 all'11° posto, ancora in zona play-out in attesa di capire tutti gli altri risultati. È tutto dal Palasele. Ci rivediamo e ci risentiamo sabato per l'ultima giornata della Serie A Quinto della regular season.